Sull'imbrunire del 30 luglio 1789, i palermitani, accompagnati dalle loro donne, accorrevano vestiti con abiti di gala verso il piano della Marina e verso Piazza Vigliena, ai quattro canti. Lungo il corso Toledo il brulicare della gente era molto fitto. I balconi dei palazzi e delle case erano cariche di persone che assistevano all'evento. A tutta prima sembrava che qualche alta personalità dovesse arrivare dal porto, ma la causa di tanta folla era tutt'altra. Piazza Vigliena era tutta parata a lutto. Ampi tendaggi neri coprivano le quattro cantonate nascondendo le statue. Nel mezzo della piazza monumentale era eretto il funebre palco del supplizio con la forca, tutto parato di nero. Lo spiazzale della Marina, dirimpetto le carceri, era pieno zeppo di pedoni e di carrozze. La curiosità era immensa e nei visi degli astanti si notava un certo senso di piacere per lo spettacolo che si attendeva con tanta impazienza. Un forte nerbo di soldatesca davanti l'ingresso delle carceri si dispose in due file, a destra e a sinistra dell'ingresso, che venne aperto. Seguiva una processione con a capo la Compagnia dei Bianchi, compagnia istituita nel 1541 dal viceré Ferdinando Gonzaga, che aveva il nobile scopo di assistere i condannati a morte. Nelle ultime file, fra due frati, si scorgeva una vecchia bruttissima, lercia, seduta a bisdosso su una mula guidata da un omaccione energico, vestito di scarlatto. Era il boia. La vecchia era Anna Bonanno, l'avvelenatrice, detta la vecchia di Laicitu. Dietro di lei seguivano due donnacce da trivio con le teste completamente rase e le mani saldamente legate al tergo. Erano Rosa Bilotta, detta Cantalanotti, e Maria Pitarra, la pantidarisca, complici della megera che andava al supplizio. Anna Bonanno, di cui si conserva nel Museo Civico di Palermo un busto in creta, il giorno che andava al supplizio aveva quasi 75 anni. Anna Bonanno era estremamente brutta e laida e aveva fama di terribile fattucchiera. E non stava andando alla forca solo per la sua fama, ma perché era rea confessa di aver somministrato del veleno a tutti quelli che si erano rivolti a lei, pagando profumatamente le sue pozioni di veleno. Il veleno della Bonanno era mescolato all'aceto e per chi lo propinava era sicuro di sbarazzarsi della sua vittima, che infatti moriva in poco tempo fra atroci spasmi. La miscela era uno specifico veleno contro gli insetti parassiti dell'uomo che Anna Bonanno mescolava con l'aceto. La vecchia megera aveva potuto smerciare la sua miscela benefica con la complicità della Billotta e della Pitarra, donne perdute. Una volta il veleno venne fornito a Rosa Costanzo, che lo somministrò al suo povero marito Francesco, un giovane sano, robusto e pieno di vita. Ma la sua morte non sembrò naturale ad una sua comare, donna assai furba e d'età avanzata, che conosceva la Bonanno e il suo losco e delittuoso vivere. La comare, per chiarire i suoi sospetti, andò direttamente dalla Bonanno e, come si suol dire, la fece cantare. Certa del misfatto, andò a denunziare la fattucchiera, che senz'altro venne condannata alla pena di morte dalla Gran Corte Criminale. La Corte aveva giudicato secondo giustizia ed ora si stava per eseguire la sua sentenza. Il corteo arrivò in Piazza Vigliena, dove un cancelliere della Corte di Giustizia stava per mettere ai piedi della forca un grosso volume legato in nero. Era tutto l'incarto processuale con le 1001 prova raggiunte contro l'avvelenatrice. Così la Bonanno venne fatta salire sul palco infame,
e poco dopo, orribile a vedersi, il suo corpo pendeva dalla forca. Giustizia era fatta. Il ricordo di questa megera delittuosa è rimasto nelle memorie del popolo palermitano, che quando vuole dare un giudizio su una persona cattiva e brutta, esclama: «E chiù l'aria di la vecchia di Lacitu».